Bentornati in un nuovo episodio di podcast. Sono qui oggi con Chris. Sarà un altro episodio molto entusiasmante come gli altri in precedenza. Questo in particolare per le persone che soffrono da malattie croniche, degenerative, come per esempio la multipla sclerosi. Oggi infatti il topic è multipla sclerosi, perché Chris è in un processo di guarigione di multipla sclerosi molto entusiasmante, che molte persone dovrebbero sapere. Quando l'ho conosciuto pochi mesi fa e mi ha detto la sua storia, ho pensato che lui fosse la persona giusta da portare dentro il podcast, perché poche persone, forse è l'unica persona che ho conosciuto che ha avuto questo processo di guarigione molto inconvenzionale, se si può dire. E oggi Chris insomma ci spiegherà come è andata, come sta andando, come si sente, da dove è partito. Quindi senza che parlo troppo adesso, io Chris, ciao Chris. Ciao Alessio. Grazie per essere arrivato in questo podcast. Grazie a te per avermi invitato. Piacere mio. Spiegaci un attimo, Chris, dove è iniziato il tutto con la diagnosi di multipla sclerosi e come l'hai vissuta tu, quella diagnosi. Spiegaci un po' come tutto è iniziato. Allora, 4 anni fa sono stato appunto diagnosticato con la sclerosi multipla. Abitavo in Olanda e niente, una mattina mi sono svegliato e ho avuto un dolore fortissimo alle gambe, perciò mi sono preoccupato giustamente, quindi sono andato in ospedale. Dopo un mesetto mi hanno appunto diagnosticato con la sclerosi multipla. Inizialmente io l'ho presa abbastanza diciamo tranquillamente, non mi sono impanicato, non ho avuto pensieri negativi più di tanto, perché ero convinto che ci sarebbe stata una appunto diciamo soluzione. Perciò niente, dopo che mi hanno appunto diagnosticato, sono andato poi da un altro medico, e lui, quando sono entrato nell'ospedale, lui mi ha detto, praticamente mi aveva già detto di stare, che devo stare attento su dove devo andare a vivere, nel senso che non dovevo prendere una casa a 2 piani, perché il mio futuro sarebbe stato molto incerto. Appunto mi stava dicendo che non sapeva come sarebbe stata la mia vita da lì a pochi anni. E quindi diciamo io sono entrato nell'ospedale abbastanza in maniera positiva, ho detto ma adesso mi dirà di stare tranquillo, mi dirà che ci sono delle soluzioni, mi dirà che tutto quanto, che oggi ci sono delle cure, e invece no, invece quando sono entrato, poi quando sono uscito... Questo è il secondo medico? È il secondo medico. Ok, sì. Il primo medico ti ha detto questa è la diagnosi? mi ha tranquillizzato, ci metto che ovviamente che non siamo negli anni 80, che adesso ci sono delle cure efficaci. Era uno di non stadio preoccuparmi. già avanzato? Che stadio di multipla sclerosi era, se ti ricordi? Sì, era già avanzato, perché comunque ho avuto diverse lesioni nel mio cervello. Tu che sintomi avevi in quel momento? Avevo il fianco sinistro che era... diciamo che non me lo sentivo molto bene il fianco sinistro. Sentivi una contrazione? No, non avevo sensibilità nel fianco sinistro. Poi più che altro ho avuto questo dolore molto forte a entrambe le gambe. E poi ho avuto anche a livello sessuale, ho avuto anche delle impotenze, cioè ho avuto una appunto impotenza abbastanza significativa, al che mi sono allarmato ovviamente. E niente, quindi
dopo che sono stato dal secondo medico, una volta uscito dall'ospedale, diciamo che da lì sono stato malato, cioè lì ho sentito proprio le sue parole sono state come degli, appunto, come posso dire, Delle pugnalate, un incantesimo, è insomma. stato un incantesimo. E quindi niente, quindi da lì sono stato proprio depresso. Quanto è importante la parola di un medico su una diagnosi, Sì. quindi tu da lì ti sei sentito ancora peggio, nel Sì, senso da lì sono la diagnosi stato... era chiara, c'era, Sì. era reale, ma queste parole Ho qua, avuto una appunto speranza, e però quelle parole mi hanno buttato giù ok, in maniera... cosa è successo da quel momento? Da quel momento sono andato in una fase depressiva, c'è stato in depressione per diverse settimane, forse anche più di un mese sicuramente, adesso non mi ricordo. Al che non riuscivo a camminare bene, zoppicavo. Questo subito dopo questo secondo medico. Quanto è passato? Sì, diciamo che è stato un pochino progressivo, cioè non è stato Ok. immediato, però è stata una progressione. Però non avevi quel problema dal primo medico della No, camminata. no, E tra il primo medico e il secondo quanto è passato? Se ti ricordi. poco, 2 settimane forse. Quindi quella parola del secondo ti ha veramente impattato. Mi ha devastato. Ok. Sì, mi ha devastato. Non camminavo bene, zoppicavo e poi non riuscivo neanche a scrivere. Scrivevo come un bambino di 5 anni, scrivevo proprio malissimo. Non riuscivo a tenere la penna in mano. Infatti dopo diverse settimane ho detto basta, cioè non potevo, perché stavo tutto il giorno nel tipo divano, per me la vita non aveva senso. Stavo sul appunto divano, non facevo niente, oziavo tutto il giorno, ero proprio buttato, ero proprio distrutto. Stavi guardando intanto su internet soluzioni? Avevi No, letto ecco, l'errore qualcosa? che ho fatto è guardare su internet cos'è la sclerosi multipla e le altre esperienze di altre persone che diciamo che non mi ha aiutato, perché comunque sia guardare su internet là trovi cose veramente, cioè leggevo cose che mi preoccupavo, perché Certo. ognuno ha la propria esperienza, però... Conoscevi già qualcuno con la sclerosi multipla nella tua cerchia? Famiglia? Non sapevo niente della sclerosi multipla, Ok. non sapevo che cosa fosse. In questo momento i tuoi genitori o le persone che stavano a fianco a te sapevano di questa diagnosi? Sì, mia madre Ok. lo chiamo, che ovviamente appena saputo che avevo sclerosi multipla ho appunto chiamato mia madre. Ok, È stato un bel colpo anche per lei, cioè, immagino. non è stato facile. Anche perché Niente. tu eri in Olanda, Io stavo in Olanda, sì, i tuoi erano in qui? Italia, Erano sì, qui? erano qua in Italia, perciò stavo con la mia ragazza. E niente, quindi là io lavoravo in un appunto, ristorante, facevo il cuoco in un appunto, ristorante. E diciamo che sì, non ho appunto lavorato per un mese forse. Mhm. Poi dopo, diciamo che mi hanno proposto, il mio datore di lavoro mi ha proposto che potevo andare a lavorare per un giorno alla settimana o 2, facendo mansioni abbastanza leggere. Però non mi interessava, cioè, non mi interessava, avevo zero stimoli, quindi ho appunto rifiutato, dicevo no, adesso non me la sento. E niente, poi dopo un po', quando in effetti un giorno mi ricordo che mi sono svegliato, un giorno mi tipo, svegliai e dissi a me stesso, ma che cosa devo fare qua adesso? Cioè, perché comunque sia, non ero più la persona che ero prima. Hai perso Non questa riuscivo identità, sì, non riuscivo neanche a scrivere, e quello ho detto no, non posso andare così, questo non deve continuare non così. l'hai accettato. Non l'ho accettato, io ero sicuro che posso cambiare, che posso guarire, di questo ne ero certo. Cioè, dopo un po', dopo un mese che sono stato in appunto depressione, ho capito che non potevo continuare a vivere così.
Quindi niente, la prima cosa che ho fatto è appunto licenziarmi, nonostante il fatto che potevo percepire questo benefit del tipo lavoro, perché là dovevo cambiare, non ho detto ok basta, mi licenzio in tronco, non mi interessa niente. Perché ti davano, diciamo, un sussidio per non lavorare. Cioè. Sì, perché avevo il contratto, quindi diciamo ok. che Ok. loro mi stavano pagando perché comunque sia non stavo bene, Ok. però diciamo che io dovevo cambiare vita, quindi questo quello è ciò che ho fatto. Infatti ho cambiato anche casa, ho cambiato Quanto è città. passato dal momento in cui tu, in questo tragitto che ti sei poi licenziato, quanto hai aspettato a casa per poi prendere la decisione? Un mese e mezzo. Un mese e mezzo. Un mese e qualcosa, Ok. sì, poco più di un mese. Cosa è successo dopo? Dopo ho appunto, diciamo, appunto voluto cambiare vita. Ho cambiato città, ho cambiato casa, Sempre in mi sono Olanda? trasferito, sì, sono stato sempre in Olanda, eh, perché volevo appunto cambiare vita partendo da zero di nuovo. Cioè, diciamo che volevo, in precedente, allora prima diciamo che ho fatto tanta meditazione, ho viaggiato parecchio in India, in Nepal, diciamo che ero molto affascinato dalla spiritualità. Questo già da prima. Prima, Quindi sì. questo deve essere comunque Anni abbastanza prima. chiaro, Sì, che il tuo background era già con quella visione olistica sì, 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 della sì, persona. assolutamente. Poi ho deviato. Mente, corpo. Certo, Ok. certo, questo era quello che a me appunto affascinava più di tutto. Poi sono andato in Olanda perché volevo appunto lavorare e fare un po' di soldi per poi andare in Centro America, per continuare appunto i miei viaggi e la mia appunto ricerca interiore. Però dopo che sono stato in Olanda dopo un anno è arrivato il Covid e quindi tutti i miei piani sono caduti. Questo, aspetta, ho perso un attimo il filo. Sì, Sei passato indietro sì, adesso. adesso sì, sì, Sei sono andato tornato indietro, sì, sono tornato indietro, prima esatto, dell'Olanda, esatto, ok. prima Ok. dell'Olanda. Cioè, Quindi, sì, appena arrivato in Olanda, sono dopo, sì, quindi parliamo di, boh, 5 anni fa, ok. sì, più o Ok, quindi meno, eri già in 5-6 quel anni fa. tragitto, sei andato in Sì, Olanda. sì, sì, perché volevo continuare la mia esperienza, la mia appunto ricerca interiore. Ok. Poi è arrivato il Covid, e poi quando è arrivato il Covid ho detto ok, devo fare una carriera, quindi volevo appunto, facevo il cuoco, quindi ho avuto delle ambizioni di fare carriera appunto culinaria nei tipo ristoranti, però ho avuto una vita molto stressata. Ecco appunto, là torniamo all'input. Un grande fattore. Un grande fattore, esatto, sì, ho avuto, perché facevo una vita che non era la mia, non, diciamo che, ok, sì, bello cucinare, a me piace tantissimo cucinare, però la mia ambizione appunto, non era crescere nei tipo ristoranti. Quindi diciamo che mi sono un pochino perso. Ho iniziato a lavorare nei ristoranti, ho avuto tantissimo stress, e poi niente, poi questo stress sicuramente è stato il fattore principale Tanto di questa stress perché facevi diagnosi. una cosa che non ti piaceva o Esatto. anche magari le ore lavorative? Sì, esatto, un po' l'input, Ok. non era la mia ambizione più, però là, diciamo che il fatto che non potevo più appunto viaggiare, ho avuto i miei limiti, ho avuto dei limiti. Ok. Quindi tutto Diciamo questo che si è andato poi, secondo te, ad influire sulla diagnosi, su questa etichetta, che possiamo dire che è un'etichetta, la multipla sclerosi, sì, no? sì, 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 Come tante altre etichette, però sì, c'era fisicamente sì, qualcosa visibile sì, dagli accertamenti, no? sì, Che io nel mio canale parlo molto di dolori cronici nociplastici persistenti, dove in realtà non vediamo nulla nel corpo, c'è un'ipersensibilità del sistema nervoso, ma in questi casi tuoi si vede qualcosa. È non totalmente differente, ma parliamo di un qualcosa di un'altra categoria. E qualcuno pensa che questa categoria qua, la multipla sclerosi, quindi che è una malattia degenerativa,
ci si debba semplicemente dire ok, così ci convivo, ma qualcosa è successo da quel momento in poi che è cambiato tutto per te. Sì. Spiegaci quel momento là. Devo anche dire però che prima di arrivare in tipo Olanda avevo anche visitato con tipo mio padre. Prima, ok. Sì, prima di arrivare in Olanda. E quindi diciamo che ho vissuto l'Olanda diciamo con questo grande dramma anche. Ok. E sono questi due fattori secondo me che hanno scatenato che comunque creiamo è sempre nello stress, nel fattore dello stress, però sì. che derivava non solo dal lavoro ma anche da qualcos'altro. Sì. Secondo me questa combinazione qua mi ha appunto scaturito questa. E niente, poi ecco, per me il fatto che prima ho intrapreso una appunto ricerca spirituale, avevo appunto intrapreso un percorso spirituale, il fatto che poi ho cambiato completamente percorso, per me è stato un bene il fatto di aver avuto questa appunto diagnosi, perché per me questa è stata una diciamo opportunità per fare quello che voglio fare veramente nella mia vita e trovare il mio percorso. Perché ti ha scaraventato su un'altra realtà. Esatto. E quindi per me è stato un bene. Ma quello non l'hai capito però in quel momento? No, ci è voluto un po' per capirlo. Quindi andiamo quindi al momento in cui tutto è cambiato, nel senso che quella svolta, sì. quella cosa quella marcia verso la guarigione è successa. Quindi qual era quella marcia? Che cosa è successo? Cioè ti ricordi un momento in cui hai detto ok, da oggi cambia tutto? Cosa hai fatto? Allora, diciamo che ho lavorato molto sul mio subconscio, perché io sapevo già che noi possiamo guarire attraverso la nostra mente, attraverso i nostri pensieri. Perché qualcosa che avevi letto, studiato? Sì, letto, adesso non mi ricordo esattamente, però sì, lo sapevo questo, anche perché facendo molta meditazione ho fatto diversi ritiri di appunto Vipassana. Vipassana. E io questo lo sapevo che appunto la nostra mente è potentissima e noi attraverso i nostri pensieri possiamo cambiare la nostra vita, ovviamente in bene e in male. Certo. E quindi diciamo la prima cosa che ho fatto è cambiare la mia mente subconscia, e quindi mi sono approcciato a Joe Dispenza. La prima cosa che ho fatto è trovare questi video, questi appunto discorsi. Joe Dispenza, per chi non lo sa, è un neuroscienziato molto, molto famoso in America. Quindi nulla di trascendentale, ma va a vedere anche cosa la scienza nel corpo va a studiare, cioè fisicamente. Quindi ci sono varie testimonianze di persone con gravi malattie che sono riusciti a stare bene con questi processi di meditazione. Ma come sono queste meditazioni? Sono qualcosa di diverso rispetto a magari una meditazione classica, o qualcosa di diverso questa che hai fatto tu di Joe Dispenza, per dire? Sono appunto, diciamo che sono delle riprogrammazioni mentali, cioè del nostro subconscio. Ok. Sono delle affermazioni, diciamo di vivere, praticamente in queste meditazioni noi dobbiamo essere la persona che vogliamo essere. Questo è il concetto. Quanto è durato questo processo? O quanto sta durando? Sta durando ancora, in effetti, sì, è da 1 anno e mezzo forse, adesso 1 anno. E i sintomi che avevi in quel momento, perché eravamo arrivati che tu non riuscivi a camminare? Sì, non riuscivo a camminare e a scrivere, e anche la mia vista a volte, cioè diciamo che dopo che appunto ho avuto questa conversazione con questo dottore, è peggiorata anche la mia vista, però è durato 2 settimane più o meno, che vedevo un pochino sfocato.
E niente, poi dopodiché, diciamo che ho voluto cambiare vita, appunto come ho detto, quel camion nel mio subconscio, e da lì ho iniziato, diciamo che ho tolto tutta la spazzatura, guardavo solamente, appunto ascoltavo appunto i discorsi che appunto potevano darmi una, diciamo, Qual è ispirazione. la spazzatura che hai tolto? Ma sai, quando stavo in appunto depressione guardavo video di appunto intrattenimento, Ok. niente di costruttivo, Ok, niente di diciamo concreto, niente di... passavo delle ore e basta, Ok. no? Passavo dei giorni così nel divano, le buttavo via i giorni a non far niente. Queste nozioni di guarigione, quindi di meditazione, erano nozioni che avevi appreso e avevi appreso già prima, magari. Io conoscevo già, però le avevo dimenticate. C'era qualcuno che ti stava aiutando dal punto di vista, diciamo, fisico, un terapista, qualcuno? No. Non avevi trovato nessuno, non No. volevi trovare nessuno? O perché Attraverso il pensavi... web, cioè le trovate io attraverso il web, diciamo, i libri. Ah, Cioè, ok. ma sono dei punti di ricerca che ho fatto io. Ok, Però non ho avuto una persona fisica che mi ok, indirizzasse. Anche perché, come ti ho detto, queste cose le sapevo già, che ok. appunto diciamo, nostra mente possiamo guarire attraverso la nostra mente, però le avevo dimenticate queste nozioni. Ma era una cosa che tu sapevi che andava ad agire per il bene anche per questa condizione? Cioè, quant'era la tua voglia di guarire? Era sicuramente tanta, Sì, ma quanto ci credevi in quel momento? tantissimo, tantissimo. Ci credevi che potevi cambiare? Assolutamente sì, non avevo Ok. dubbi. Dipendeva da me e basta, Ok. ma non ci sono limiti. Hai fatto queste meditazioni? Ci sono stati altri cambiamenti? Sì, diciamo che i sintomi sono andati via completamente. Adesso cammino perfettamente, infatti nessuno direbbe mai che io ho la sclerosi multipla. Cioè Oramai dopo quanti anni? Ma dopo... Dalla prima diagnosi? Dopo pochi mesi dopo la diagnosi, dopo che sono stato... Quanto è passato adesso da quella diagnosi? 3 anni? Più o meno. Ok. Sì, più o meno. Adesso non so esattamente, però Molto. più o meno, sì, un po' di tempo, sì. Tu comunque hai continuato a fare queste meditazioni? Oh, sì, meditavo tantissimo, cioè meditavo dalle 2 alle 6 ore al giorno. Molto. Abbastanza, sì, perché ci credevo. Molto. Ci credevo tantissimo. È qualcosa che facevi la mattina o la sera? C'erano particolari... La facevo la mattina appena svegliato, subito Ok. appena svegliato. E poi la sera, poi il pomeriggio, diciamo che lo facevo ogni volta che avevo un momento libero, cioè spesso, ma prima che perché quando poi ho cambiato casa, cioè, sono stato disoccupato per un po' di mesi, adesso non mi ricordo, forse dai 4 ai 6 mesi, adesso non ricordo esattamente, e quindi lì meditavo appunto 6 ore tutti i giorni, perché avevo, sì. E dal punto di vista fisico, facevi delle attività fisiche particolari? Camminavo tantissimo, Camminavi? sì. Ascoltavi qualcosa o semplicemente Sì, camminavi? mettevo le cuffie, camminavo, ascoltavo questi discorsi, appunto. Sempre inerenti Sì, a queste nozioni di sì, guarigione della meditazione. sì, Quindi possiamo dire che la meditazione veramente ti ha cambiato la vita da quel momento in assolutamente. preciso, che Sì, te lo ricorderai per sempre. certo. Dal punto di vista di nutrizione, perché molte persone pensano, Sì, la sì, nutrizione, anche lì è stato un aspetto, anche quello, certo, cosa hai fatto? ho cambiato un sacco di diete. Allora, io ero appunto vegano, Ok? quando ce ne sono stato vegano per 8 anni. Quando avevi già quella diagnosi eri Sì, me l'ho vegano? dimenticato che ero vegano. E poi da lì diciamo che ho iniziato a fare appunto i digiuni, ho fatto la dieta chetogenica vegana, quindi difficilissima perché la mangiavo tantissimi grassi vegani, quindi molti semi, molta frutta secca. Hai fatto tutto insieme? Dal momento della diagnosi o No, dopo? questo un pochino dopo. A scaglione? Sì, a scaglione, sì.
Perché ho eliminato pensavi il che glutine. mancava qualcosa? Sì, da lì ho detto, ma che adesso provo tutto, cioè per me io là mi sono proprio lanciato, ho Ok. detto provo tutto, faccio tutto quello che deve essere necessario. Mm. Quindi ho avuto diverse diete, quindi appunto la dieta chetogenica, poi ho iniziato a mangiare il pesce, e formaggi, poi diciamo che dalla chetogenica poi ho anche, diciamo, tolto e appunto aggiunto appunto diversi alimenti, per poi arrivare al punto che non è, poi dopo che sono stato in dieta per, non lo so, per circa 5 o 6 mesi, poi sono arrivato al punto di pensare che non è neanche la dieta quello che è importante, ma è lo stato mentale, è Ok. quello che noi crediamo. Molto importante questo. È la suggestione, sì, è importantissima, Come hai capito che non era, importantissima. che non era importante più la dieta? Cosa ti ha fatto capire questo? Perché non cambiava niente? Perché vedevi che non Non lo cambiava so. niente dalla dieta? Non avevi quel beneficio Diciamo che che quello che è aspettavi? cambiato è stata la mia forza di appunto volontà. Questo è stato quello che adesso non so se appunto attraverso la dieta, ma secondo me è stata più la forza di volontà. Se io è stato un pochino un po' l'effetto placebo, no? Se io pensavo che quel tipo di appunto alimento mi potesse guarire, sicuramente funziona, perché Ok, è la mia mente che ok, pensa che sia così ed è sicuro di questo. ok. Ecco perché poi ho iniziato a capire che non è più neanche la dieta che mi possa guarire, ma è la mia forza di volontà, è la mia suggestione, è quello che io credo veramente. Cosa è successo quindi da quel momento poi di questo periodo di grandi cambiamenti? Tu mi hai detto prima che la tua vita non era quella che volevi, la tua identità con Dream Olanda non era quella che volevi, quella che avevi scelto. Quindi da quel momento c'è stato un altro cambiamento, quello del lavoro, quello del fare qualcosa che ti poteva dare anche un contributo nel tuo spirito, nel tuo essere. Cos'è che è Certo, cambiato? Perché il lavoro che hai lasciato nella ristorazione, certo. poi cosa hai fatto con il Allora, lavoro? poi appunto perché stavo in questa dieta, quindi mangiavo solamente bio, tutto quanto biologico, diciamo che poi ho trovato lavoro in questa azienda agricola biologica, dove la facevo gli ordini, e quindi ho lavorato là per un anno. Ehm, Inizialmente ero abbastanza felice anche perché questo l'avevo appunto manifestato, cioè perché volevo lavorare in un ambiente etico, dove appunto stavo lì appunto a vendere questi prodotti biologici, appunto lavoravo dentro, però a volte uscivo anche fuori, facevo delle attività all'esterno, quindi in contatto con la, diciamo, natura, tutto molto bello inizialmente, però poi anche lì dicevo, ma sì, ok, ma neanche questo è quello che voglio essere io esattamente, non voglio fare questo esattamente. Mhm. Ehm, e poi appunto, ripeto, quindi diciamo che questa mia diagnosi è stata un'opportunità per me per capire esattamente quello che voglio fare, quello che voglio essere io dalla vita. E ci è voluto un pochino a capirlo, perché non è facile capire esattamente quello che vuoi fare, in specie se per un po' di tempo cioè sono stato diciamo, completamente fuori appunto, rotta, completamente. E nelle mie meditazioni, diciamo che ho capito che quello che io amo è la musica, che ho nutrito da quando avevo 8 anni, 6 anni, ero piccolissimo quando mi sono approcciato alla, diciamo, musica. E quindi poi diciamo che è stata appunto combinazione musica e anche l'olismo insieme che mi ha portato al sound healing, al suono vibrazionale. E quindi quando stavo sempre in questa azienda, che lavoravo in questa azienda agricola, per me non era abbastanza. Da lì anche volevo lavorare cioè volevo fare una cosa che mi appunto avrebbe nutrito. Anche perché una volta che sono stato appunto, ho avuto questa diagnosi, ho chiesto a me stesso, ma
qual è il senso della vita, che cosa voglio fare io nella vita, cioè perché sono qui, cosa devo fare io. E quindi ho detto vabbè, quindi non ha più senso che io faccia qualcosa che mi dia stress o che mi renda infelice. Per me quello non ha avuto già più senso, quindi mi sono approcciato, quindi diciamo che ho trovato questa appunto, diciamo, come posso dire, Questo nuovo illuminazione, lavoro. Ok. di trovare questo sound healing, questo suono vibrazionale che è stata è Che stato il cos'è il sound percorso. healing? Per persone che non sanno di cosa stai parlando. Allora, il sound healing Tradotto in italiano sarebbe sarebbe il suono medicina, suono medicina. sì, Suono di guarigione. suono di guarigione, che praticamente attraverso delle frequenze, attraverso delle appunto vibrazioni che alcuni strumenti, quali campanelli tibetane, campanelli di cristallo, i diapason, Mhm. tamburo, e anche appunto nostra voce, attraverso queste frequenze e appunto vibrazioni possono mettere in armonia le nostre cellule e i nostri organi, sia nel corpo che nella appunto nostra mente. Quanto è scientifica questa terapia? Ci sono tantissime ricerche appunto scientifiche Ad attestarlo. sì, oggi comunque sia abbastanza Quindi tu hai studiato, stai studiando sì, ho ancora, quasi finito, quasi sì, finito, sì, e sicuramente è un qualcosa che in Italia non se ne parla moltissimo, all'estero molto di più, mm, ma come vengono strutturate quindi queste sessioni di sound healing? Perché è come si potrebbero andare a usare per le persone che soffrono di quali sintomi, mm. secondo te? Su chiunque, secondo me, è su tutti i sintomi, cioè nel senso che non c'è un limite, perché queste sono appunto vibrazioni che mettono in appunto equilibrio le nostre cellule, quindi se c'è un appunto disagio dal punto di vista fisico oppure diciamo energetico, Energetico, sì. ecco, questo può appunto ripristinare appunto questo equilibrio. E quindi questa sessione diciamo che innanzitutto io parto sempre da una piccola meditazione e chiedo appunto alla persona quali sono le sue intenzioni, e questo è molto, molto importante. Fissare delle appunto queste diciamo, intenzioni, perché appunto il principio è essere la persona che vuoi essere, cioè essere già, non è nel futuro, non è dopo, Che è questo adesso. lo riprendi un po' anche da quello che hai fatto tu con la Sì, tua persona, esatto, con la multipla sclerosi, insomma. esatto. Quindi chiedo al cliente le intenzioni, in modo che anche lui o lei, questa persona già si Ok. appunto immedesima in questa sua intenzione. E poi niente, faccio appunto questa piccola, diciamo, meditazione anche con il appunto, respiro, e poi inizio la sessione usando le campane tibetane, il diapason, il tamburo, appunto la voce. Poi ogni sessione non è mai uguale. Ok. Dipende anche, ogni sessione ha la sua, è sempre unica, Quindi diciamo. la persona sta sul lettino, Sì, sdraiata, sì, con gli occhi chiusi e riceve sì, questa musica, queste onde sì, vibrazionali. sì. E quanto dura solitamente una sessione? Un'ora e mezza, anche Ok. lì dipende. Ok. Sì, un'oretta e mezza. Immagino che bisogna farlo in modo magari costante nelle settimane o nei mesi Sì, diciamo per avere che un beneficio. potrebbe essere istantanea, potrebbe essere ovviamente, cioè, a volte potrebbe capitare che già dalla prima sessione una già appunto riceve appunto benefici significativi, però diciamo che in genere ce ne vogliono
3, 4, Ok. 5, sì, dipende. È soggettivo. È soggettivo, Mi è certo. venuta una domanda riguardo alle binaural sounds. Quindi ci sono dei recordings, ci sono degli audio anche su YouTube Mhm, dove tu puoi sentire questi audio, mhm, onde bioneuronali, mhm, si chiamano così, se non sbaglio, sì. bioneurali, Mhm. penso. È la stessa cosa che succede, cioè lo stesso principio che usi tu, però dal vivo, cioè queste frequenze che noi sentiamo, che a volte non è neanche musica a volte, no? È No, proprio una sì, frequenza. sono delle fessi, esatto. Queste sono le stesse cose che potremmo trovare online? Sì, Ok. sì, perché anche attraverso degli appunto audio uno può avere appunto benefici. Quindi si sente Assolutamente attraverso le sì, orecchie, assolutamente sì, questa onda entra dentro assolutamente attraverso il sì, timpano nel nostro corpo e crea una risonanza. certo, Ok, sì. ok. Però ovviamente dal vivo è una cosa È differente. differente anche perché usando appunto i diapason appunto pesati che vanno appunto applicati in certe parti del corpo, là sono Certo. la persona appunto percepisce le appunto, vibrazioni, ma anche con le campanelle tibetane che io le applico sul corpo e la persona lì sperimenta appunto queste appunto, vibrazioni, che ovviamente in un audio quello non c'è, però c'è la parte appunto rilassante e appunto i benefici delle frequenze. Ok, questa sono- è la parte che rispecchia quello che tu volevi fare prima della diagnosi, o è un qualcosa che è nato dopo? No, è nato dopo. È nato dopo Sì. questa voglia di creare questa terapia o comunque appoggiarsi a questa terapia Sì. e divulgarla, perché tu adesso stai studiando che comunque c'è una scuola che io non sapevo neanche ci fosse una scuola vera e propria per Sì. per questa terapia. Sì. Quanto dura È questa scuola? un'accademia. 4 anni? Allora, diciamo che c'è livello 1 e livello 2, adesso sto Ok. finendo il livello 2 e in totale diciamo che la deadline è 1 anno e mezzo. 1 anno e mezzo, ok. Però una volta superato questo esame, sicuramente continuerò i miei studi con i diapason, quindi certo durerà anni. Ok, Perché mi vorrei prendere delle appunto specializzazioni sui diapason e sulle campane di cristallo Mhm. e anche sui bagni sonori. ok. E questa è una terapia che tu oggi già offri Sì, ai tuoi clienti perché tu fai anche un altro lavoro, sì, quindi tu hai puoi condividere l'altro lavoro che certo. hai. Io con la mia compagna abbiamo aperto una appunto guest house Ok, che sta qua in appunto Sardegna, nel sud della puoi dire Sardegna. Certo, è vicino a Flumini di Quartu, dov'è? Ok, si chiama Sant'Isidoro, ok. il villaggio. E niente, quindi Come diciamo si che il chiama la guest nostro house per quelle eh, persone che vogliono magari venire a certo, trovarti? appunto Resonance, si chiama Resonance. Guarda caso Sì, da quello che stai praticando tu. certo, Quindi sì, magari le persone che sono qui magari vogliono farsi un viaggio in Sardegna, che è un posto di guarigione. Oggi ci siamo fatti appunto una certo. camminata qui vicino nel sud della Sardegna dove siamo. La fortuna di avere questa energia qua lo sappiamo, lo sanno solo chi vive qua, chi viene qua. Mhm. E se vogliono farsi un giro anche nella guest house possono anche prendere in considerazione di fare una terapia di quel tipo. Assolutamente sì, anche perché il mio cioè, diciamo che quello che vorremmo fare noi è creare un centro olistico, Ok, al di là dell'appunto guest house, appunto fare dei appunto ritiri olistici, che possa includere appunto il sound healing, come la meditazione, Mhm. o fare anche delle appunto collaborazioni col cacao o col sound breath, diciamo che questo è quello che vorrei fare io, ecco, Bene. cioè vorremmo fare noi con la mia compagna. Cosa ti sentiresti di dire alle persone che hanno una multipla sclerosi in quegli stadi magari iniziali o medi e non sanno che ci sono delle terapie di un certo tipo come questa? Cioè cosa ti sentiresti di dire a queste persone?
Allora, innanzitutto che bisogna credere che appunto nostra mente ci può guarire, anzi che ci guarisce. Questo dipende appunto da noi, dai nostri pensieri. Di vivere ogni giorno come la persona che vorremmo essere, come che se fosse già appunto successo. Questo è il mio consiglio, che è appunto fondamentale per una appunto guarigione, già vivere con appunto il risultato di quello che vogliamo essere. Ovviamente delle nozioni educative sono importanti averle. Ci sono dei libri in particolare che vuoi condividere? Certo. Con persone che vogliono iniziare adesso? I libri di appunto Joe Dispenza sono un must have. Ok. Come tu sei il placebo. Tu sei il placebo di Joe Dispenza? Sì, Joe Dispenza è molto, quel libro è molto bello. E anche l'ultimo che ha scritto, che mi pare si chiama, non mi ricordo adesso il nome, Supernatural. Supernatural, sì, Supernatural, sì. Anche quello è molto bello. Sì. Però non penso ci sia in italiano, non credo. Forse solo in inglese. C'è in italiano, io ce l'ho in italiano. Supernatural? Sì, ok. Ce l'ho in italiano, ce l'ho tutti i libri di bene. ce l'ho in italiano, sì, ok. Sì. Consiglio anch'io la stessa cosa. Quei libri sono da leggere assolutamente. Sì. Poi ce ne sono sicuramente, perché ne ho appunto letti tantissimi adesso, però vabbè, i primi due... Però questi 2 libri è già una buona partenza. Ok, magari li metto in descrizione del video per le persone che vogliono trovarli. Sì. Quindi tu oggi ti senti bene? Cioè ti senti guarito? Sì. Prima di questa sessione, di questa chiacchierata, stavamo pensando, ma è difficile dire guarigione quando sei in un processo di guarigione, cioè non c'è mai un momento dove tu ti senti veramente guarito dal punto di vista organico, perché l'organico, quella foto che noi scattiamo nel cervello, non ci dice poi tantissimo, ci dice cosa c'è, ma quello che ti senti tu è più importante. Quindi tu ti senti oggi comunque guarito. Assolutamente sì. E questo è vero per te e deve essere vero per te. Quindi quando le persone magari possono dall'altra parte dire però magari non è così. No, per te tu ti senti guarito perché puoi fare la vita che vuoi. Oggi non hai limitazioni o hai ancora delle limitazioni che pensi che ancora ci dovrei lavorare fisicamente. Io non mi sento avere limitazioni attualmente, no? Ok. Sono la persona che ero prima. Ecco, un altro consiglio che mi sento di dare appunto è quello che faccio io non penso, io diciamo che vivo appunto la giornata non pensando che c'è stata questa sclerosi multipla, e non ne parlo neanche con le persone, non ne parlo mai perché io sono già guarito. Questo per me è fondamentale, ecco, quindi io a volte mi dimentico quando devo andare a fare la visita in ospedale, io perché non ci penso. E tu non ci penso e quindi diciamo che per me, ecco, questo io diciamo che non esiste. Questa diagnosi non... Ed è molto importante che qua chiariamo che noi o tu non stai dicendo a un'altra persona cosa deve fare. Stiamo dicendo semplicemente la tua esperienza, è un consiglio, certo, quello che è giusto per te. Esatto. E poi le persone di là, se sono intelligenti, possono prendere spunto, ispirazione, ma ovviamente non si invoglia una persona a togliere tutte le medicine che stanno prendendo. Certo, assolutamente no. E iniziare a fare un percorso di questo tipo. Assolutamente no. Questa è la tua esperienza. Però questo penso che sia molto importante da pubblicare e dire: questa è la possibilità che una persona ha. Tu sei la prima persona che ho conosciuto di questo tipo, cioè che nella cerchia di amici, ma so che non sei l'unica persona nel mondo che è guarita da patologie di questo genere. Ora penso che in Italia si sta iniziando a cambiare un po' la mentalità, si apre al fatto che l'holismo non è una medicina alternativa, ma è una medicina
che deve essere convenzionale, deve essere aperta a tutti, è aperta a tutti, è gratis, ovviamente può essere di supporto a quello che già si fa, quindi secondo me la medicina convenzionale deve andare con queste altre cose, meditazione, mindset, stile di vita, quindi ovviamente cambiare la dieta. Molto importante quello che hai detto sul fatto di cambiare la mentalità, cambiare la credenza, perché poi alla fine tutto quello che ci serve è cambiare la credenza, il corpo segue, dico sempre, cambia la mente, il corpo segue. La prima cosa che dobbiamo cambiare Senza ombra di dubbio. è la nostra concezione di noi stessi. Sono veramente contento di averti portato nel podcast. Ti ringrazio tantissimo per avermi invitato. Hai qualcos'altro prima di chiudere che vorresti aggiungere o va bene così per te? Sì, diciamo che i punti importanti li abbiamo detti. Ok. Quindi sì, E se vogliono provare la tua terapia e passano dalla Sardegna, dal sud Sardegna vicino Cagliari, magari metto il tuo link della guest house e ti ringrazio. magari arrivano e provano la tua terapia oggi. Sarebbe un grande piacere, certo. Grazie Chris. Grazie Alessio.